Il sentiero della ripresa economica del Veneto è lungo e difficile, ma qualche segnale positivo c'è. Questa è la fotografia scattata dal rapporto statistico 2014 presentato a Villa Contarini di Piazzola sul Brenta dalla Regione del Veneto. Emergono alcune criticità, è indubbio il lavoro, l'impresa, ma abbiamo prospettiva. Alcuni settori che da anni vanno bene, che fanno complessivamente quasi un quarto del PIL veneto, mostrano che si può fare. E allora ecco che se la cultura occupa il 5-6% del PIL veneto è importante investirci, se il territorio e il paesaggio sono la base su cui costruire il futuro, se il turismo cresce. 61 milioni di presenze turistiche, 16 milioni di turisti, ma soprattutto siamo la prima regione d'Italia rispetto al tema del turismo. Vuol dire PIL, vuol dire aziende, vuol dire lavoro, vuol dire giovani. Ecco, allora se tutto questo è, e soprattutto se sta crescendo il mondo del turista straniero, noi abbiamo prospettiva anche per il nostro export che va bene. Allora, combinando un Veneto bello, un turismo che cresce, un export che aumenta, lavorando su questi settori dentro il tema dell'innovazione e dentro il tema della crescita culturale, noi avremo un futuro. Parlando di rilancio, l'Expo 2015 di Milano sarà un'importante opportunità. Da questo rapporto emerge che il sistema agroindustriale veneto è il migliore d'Italia, che alcuni prodotti sono eccellenti perché esportano nel mondo. Esportiamo il 31% del vino italiano. Abbiamo una realtà straordinaria che cresce e l'Expo può essere una buona vetrina per i nostri prodotti agroalimentari e per il nostro bel Veneto. Se Expo riuscirà per noi a diventare rete nel territorio, questo è il nostro modo di lavorare. Vedi anche cadrà nel 2015 l'anno della grande guerra per il Veneto, dove noi faremo anche in questo caso un progetto a rete regionale, perché tutto quello che funziona è quello che si fa non a spot ma a sistema. Il turismo è legato alla bellezza del paesaggio, ad un territorio preservato e ad uno sviluppo edilizio consapevole. Ma io sono dell'idea che l'urbanistica va veramente ripensata, credo che dobbiamo puntare soprattutto alla valorizzazione dei non luoghi e in Regione del Veneto, e parlo anche nel mio comune, i non luoghi sono presenti e questi devono essere riconvertiti perché è da lì che si passa per ottenere delle disponibilità, non dico aggiuntive, ma da integrarsi nel contesto dei tessuti urbani. Per quanto riguarda il piano casa ha rappresentato un'opportunità con tutte il suo collegato, nel senso che ha semplificato notevolmente i processi. L'unico rischio che può avere secondo me il piano casa è nella sua attuazione che si realizzino dei fuoriscala nell'ambito di quelli che sono le skyline dei nostri paesi. Il suolo è una risorsa importante da tutelare. Il Veneto, ahimè, non è un esempio virtuoso da prendere a modello. Il Veneto è stata la regione che è cresciuta di più e quando cresceva anche in modo disordinato. Allora chi ci ha preceduto ha ritenuto che la crescita fosse più importante che in qualche modo allora il territorio, il made in Veneto, le nostre piccole aziende, il nostro modello. Oggi abbiamo una nuova consapevolezza. Se il bello, d'altra parte lo slogan è B&B, bello, buono e ben fatto. Se questi elementi sono il nostro futuro, dobbiamo rifare bello il Veneto. È vero, abbiamo consumato il suolo delle volte troppo e delle volte male. Le attuali leggi che stiamo approvando in Regione sul contenimento di consumo di suolo vanno totalmente in questa direzione. Basta usare suolo, recuperiamo quello che c'è, miglioriamo il patrimonio edilizio esistente, cioè facciamo bello il nostro Veneto perché diventa non solo qualcosa che migliora la nostra qualità della vita, ma diventa una promozione del nostro futuro.